Buongiorno e bentrovati il 19 di giugno per la rassegna stampa che parte dalla provincia di Treviso per la nostra TG Plus. Vediamo nella prima pagina del giornale trevigiano: giovane e poco reattivo, ecco chi muore alla guida. In 34 tragedie dall'inizio dell'anno, l'identikit delle vittime, secondo il centro studi della provincia, meno di 30 anni, tendono a perdere il controllo del mezzo e sono impreparati all'imprevisto. Vedete che di spalla la corriera per Jesolo in ostaggio dei bulli. Capita ancora, purtroppo sempre, diciamo che ogni anno. Sosta selvaggia in 6 mesi, 900 multe in centro città. D'altronde in centro città i parcheggi non ci sono, ce ne sono pochi. La gente a un certo punto vuole entrare in città e in qualche modo cerca di lasciare la macchina da qualche parte. Poi ci sono gli addetti della polizia locale che si danno da fare. Notizie di cronaca: altri schianti nella notte a San Biagio Crocetta, buon viaggio caro Manuel, il grande dolore del padre del motociclista trevigiano morto, e i Giallissi in finale all'Isola dei Famosi con Alessandra. I Giallissi, sapete, sono nostrani, sono locali. Andiamo a vedere sul Gazzettino: il terremoto Grillo sul PD, critiche e sconcerto dopo la presenza di Schlein al corteo del Movimento 5 Stelle, richiami di Passamontagna, strappo d'Amato da ex candidato alla regione, Lazio parole eversive, lascia l'assemblea Dem. In città a Belluno di alpini la sfilata erano 20.000, sapete che quando si muovono gli alpini si muovono in tanti. Per andare ancora sul Gazzettino, il congresso Lega, ecco chi prende i voti di Marcato se si ritira, Regione Veneto, e poi vaia un terzo degli alberi che è ancora a terra, ma sarà una bella sfida riuscire a pulire tutta vaia. Il Corriere del Veneto non esce lunedì, diamo comunque un'occhiata al Corriere della Sera. Tensione nel PD sui 5 Stelle, giustizia, la maggioranza difende la riforma, ma la Lega così si compatta. C'è una bella fotonotizia con un ricordo del conduttore Mike Bongiorno con i figli, vita e gaffe, tutte vere tra l'altro, di papà Mike Bongiorno, ma noi eravamo veramente attaccati e innamorati alle gaffe di Mike Bongiorno. Gli Stati Uniti: a Pechino si riapre il canale della diplomazia, e le notizie che comunque sono notizie nazionali, quelle che riguardano il Corriere della Sera. Vediamo un pochino invece di andare su TG Plus notizie di Treviso. Andiamo a vedere la pagina trevigiana, perché di quella stiamo parlando. Pio X torna a Riese, è la seconda volta che un papa lascia San Pietro. Polegato è stato confermato alla guida di Coldiretti. Zaia: ottimo lavoro, guida in stato di ebbrezza, 2 denunce nella notte. Sono notizie che arrivano da Treviso, ma come sapete potete entrare, come vedete nella pagina, nell'home page, e potete guardare un po' tutte le notizie sia di Treviso che di Padova che di Venezia. Vedete che qui poi c'è la sezione Veneto che vi dà la possibilità di guardarle proprio tutte insieme, e ci sono anche altre notizie che vengono usate dai giornalisti e pubblicate dai giornalisti di Tubi Plus. Rimanete con noi, questa era la pagina di Treviso, tra poco.